Buongiorno a tutti voi, benvenuti alla 19ª festa delle Meridiane di Aiello. Pensate, cari amici illuministi, 19 interventi di conferenze abbiamo fatto in tutti questi anni. Noi del Circolo Culturale Navarca, che ha fondato qui ad Aiello il paese delle Meridiane, ma poi anche l'ho portato avanti come un progetto su tutto il Friuli Venezia Giulia, ci sentiamo orgogliosi di aver caratterizzato soprattutto il paese di Aiello come il paese delle Meridiane. Sono passati tanti anni, ma siamo sempre qua a tenere duro in situazioni non facili, soprattutto sotto gli aspetti economici, quando si organizzano delle manifestazioni di questo tipo, perché poi alla fine si lavora, ma delle volte il tempo può rovinare tutto qua. Ma siccome stiamo a parlare di meridiane e di sole, noi siamo ben siamo avanti, dice Giorgio, insomma. Quindi benvenuti qui ad Aiello. Ci sono tanti amici che sono venuti anche da lontano, dalla Toscana, dalla Emilia, dalla Lombardia, dal Piemonte, ma poi da Trento anche. Da Piemonte vorrei accennare che mi ha fatto molto piacere rivedere stamattina, perché ci eravamo visti a Loreto, ed è l'assessore alla cultura del comune di Ala di Stura, dov'è la signora, eccola laggiù, la signora Nicoletta Parrocchione. Io vorrei un applauso per lei. Di quanti ad organizzare il prossimo seminario di gnomonica che si terrà nel suo comune, una valle a una cinquantina di chilometri a nord di Torino. Quindi per gli gnomonisti che sono qua presenti, mi raccomando, cercate di non mancare a questa bella occasione. Quindi grazie Nicoletta che sei venuta ad Aiello su invito da parte nostra, e naturalmente grazie a tutti i punti. Quindi la conferenza è ben nutrita, abbiamo i 4 relatori che poi una volta vi presenterò, e per quanto riguarda la gnomonica durante l'arco della giornata, devo dire che abbiamo 2 mostre, questa classica in questa sala, che sono una quarantina di quadri che rappresentano meridiane antiche e moderne del Friuli Venezia Giulia, mentre un fotografo, Samar Zamar di Nuova Gorica, nella sede comunale, nella sede della sala consigliare del municipio, che uscendo qui dal museo a sinistra non più di 80 metri c'è la sede del municipio, e vi consiglio durante la giornata di andare a visitare questa mostra dedicata sempre alle meridiane, che lui ha composto meridiane di Aiello con altri elementi caratteristici che sono presenti in questo museo. Quindi foto molto particolari fatte da un fotografo professionista. Il quadrante è il titolo di quella mostra. Poi ce ne sono altre 3 mostre, anche quelle dei moribetti a tombolo per accontentare le signore, ma anche dei campioni d'epoca del ciclismo. Ci sono 6 biciclette che hanno, tipo quelle di Bartoli, di Coppi, di Merckx, e l'ultima anche di Pantani, che si trova qui fuori. Ma parlando sempre di gnomonica, abbiamo il famoso concorso, il concorso delle meridiane. Ogni anno ne facciamo 4, ecco qua le 4 meridiane di quest'anno, le inaugureremo nel pomeriggio, ci sarà anche la banda, se pioverà faremo l'inaugurazione proiettando le immagini su uno schermo sotto il tendone, quindi abbiamo deciso, anche in condizioni pessime di tempo, di portare avanti la festa fino in fondo, anche con lo spettacolo di danza che faremo stasera. E quindi io non dico niente di queste 4 meridiane, perché vi voglio intrattenere fino ad oggi pomeriggio, almeno per chi può rimanere con noi. Comunque l'impegno degli artisti è stato
intenso anche per questa edizione, hanno tutta una loro particolare caratteristica, ma lo vedremo nel pomeriggio. Quindi il clou della giornata si svolgerà alle ore 17 per quanto riguarda la mnemonica. Aggiungo anche che alle 3:30, sempre presso la sala del Consiglio del Municipio, sala consigliare, ci sarà la esposizione e il funzionamento. Verrà proprio il costruttore dell'Istituto Tecnico Malignani di Udine, il signor Burelli, che ha costruito queste macchine mnemoniche che appunto sono legate alla conoscenza su 400 città del mondo, no? E stabilendo la giornata, l'ora e il luogo, c'è questo faro che simula il sole e quindi va a illuminare un quadrante, e sul quadrante c'è lo mnemone dove si può vedere l'ora di quel momento lì in quel luogo che è stabilito. Sono macchine uniche, no, costruite con un progetto Interreg diversi anni fa, che vi invito alle 15:30 a non mancare, perché ci sarà proprio il costruttore che spiegherà il funzionamento di questa straordinarietà che si trova solo qua ad Aiello. Abbiamo qua la nostra vice sindaco, si scusa il sindaco di non poter essere con noi oggi per motivi elettorali a Padova, sarà però presente nel pomeriggio, ma lo sostituisce degnamente l'assessore all'istruzione, alla cultura, comunque vice sindaco, che ci porta adesso il suo saluto, Marianna Amoroso. Insomma, mi perdonerete. Vi ringrazio, vi porto il saluto dell'amministrazione comunale che sostiene da sempre questa festa, che è sicuramente un motivo di vanto per il nostro paese, perché oggi la giornata purtroppo non ci concederà di fare diverse attività che animano insomma un po' tutto il paese. Però è una festa che è molto sentita, è una festa che dona lustro al nostro comune, perché è una festa che ha un grandissimo valore culturale. E sicuramente questo momento che vi apprestate a vivere voi, insomma, esperti delle meridiane, ha un valore enorme e appunto dà un valore simbolico e culturale a questa festa, che dunque non è solo un momento di intrattenimento per tutti, ma un momento proprio di incontro e di scambio tra voi esperti. Io spero che sia una giornata, una mattinata di lavoro per voi proficua, che possiate insomma confrontarvi sui temi che vi sono cari, e vi aspettiamo poi insomma al tendone, a tutto quello che la festa prevede durante la giornata. Buon lavoro e un saluto. Vorrei intervenire da parte di Paolo, che me l'ha chiesto. Lui è lo mnemonista storico di Trieste, ma anche il decano ormai degli mnemonisti d'Italia. Grazie, buongiorno. Mi chiamo Paolo Alberi, sono mnemonista da tantissimi anni. Volevo portarvi un saluto, ma prima voglio dirvi che sono dispiaciuto del brutto tempo. Il sole ci manca, le meridiane nostre non hanno il sole, però stiamo ben attenti che quella che si trova su Marte, che è stata mandata dalla NASA con un dispendio enorme di mezzi, quella funziona perché non c'è l'atmosfera e serve per determinare il nodo geografico sul pianeta Marte. A questo punto, passato la premessa, voglio portarvi un saluto dell'ingegnere Brunella, l'ingegnere Alessandro Brunella, che mi ha telefonato ieri. Mi ha detto che è dispiaciuto di non essere qui per motivi di salute e che vuole mandarvi un saluto. Lui è uno dei fondatori della mnemonica italiana, tanto per fare un piccolo esempio, l'ultimo numero della rivista americana ha pubblicato tutto il numero, sono 7-8 articoli, tutti di Alessandro Brunella, tanto per configurare il personaggio. Grazie a Brunella
per averci mandato questo augurio e buona conferenza. Grazie Paolo, grazie.